Buon pomeriggio, eccoci al nostro focus. Oggi cantiere Catania. Perché cantiere? Perché nei cantieri si progetta ma anche si realizza, almeno si dovrebbe fare. Catania perché conosciamo tutti la condizione di Catania dal punto di vista urbanistico e dal punto di vista anche di facilità di abitativa che non esiste nella nostra città. E dunque oggi cercheremo di dare voce a chi invece questi problemi se li pone anche in modo concreto e serio. Molte sono le associazioni, devo dire che veramente c'è un buon numero di persone che ha a cuore la città, le sorti della città, da tanti punti di vista. Sappiamo anche problemi quali la sicurezza o ultimo fenomeno, quello delle baby gang. Dunque veramente una città complessa come tutte le città grandi, le metropoli. Ora invece questo pomeriggio, dicevo, diamo voce a chi invece vuole proporre qualcosa di concreto all'amministrazione comunale. Il sindaco Trantino in questi giorni, in questi mesi, così dall'insediamento, ha manifestato un'apertura verso quelle che erano le proposte dei cittadini. Il sindaco è il primo cittadino, si definisce, lui stesso si è cimentato nella pulizia per esempio al Castellursino, in altre zone della città. Insomma, un coinvolgimento che dovrebbe essere sempre più stretto fra appunto una cittadinanza attiva e quella che invece poi la rappresenta l'istituzione. Questo pomeriggio non la faccio lunga, parliamo con Giusy Milazzo, che è una nostra ospite che non è insomma anche nuova a queste sue presenze. La ringraziamo per questo, è la segretaria regionale del SUNIA, che è il sindacato degli inquilini. Però oggi cercheremo di invece così, di interrogarla su altre questioni che stanno molto a cuore anche a noi, proprio in riferimento all'argomento di questo approfondimento di oggi. E do il benvenuto anche all'architetto Giovanni Leone. Buon pomeriggio. Lei partecipa all'Osservatorio Urbano e Laboratorio Politico per Catania. Non vado errata, architetto? Conferma? Bene, grazie anche a lei per essere. Io partirei subito con Giusy Milazzo, perché questi piani urbani integrati, PNRR, di cui mi pare che ultimamente non si parla più, questi fondi che non si sa nella legge di bilancio, 6 miliardi decurtati, insomma cosa poi ne sarà di fatto per quanto riguarda anche la nostra Sicilia e in particolare Catania. Qual è lo stato dell'arte in questo momento? Si è parlato qualche giorno fa che appunto non si capiva bene quali somme erano state stanziate e soprattutto parliamo di quartieri come Librino, Ognina Picanello, Montepo, ovviamente San Berillo Vecchio, quindi quartieri anche importanti per la città. Sì, sì, è un po' un giallo. I dati certi sono che i 2 miliardi e 500 milioni stanziati per le 14 aree metropolitane a livello nazionale. Quindi la Sicilia ha avuto finanziato i piani urbani integrati per Palermo, Catania e Messina. Questi 2 miliardi e 500 milioni di euro che gestiti dal Ministero degli Interni, questo lo voglio sottolineare perché l'obiettivo era la rigenerazione delle aree marginali. Sono stati definanziati assieme ad altro, assieme per esempio agli altri 3 miliardi e 300 milioni di euro sempre per la rigenerazione destinati a progetti di minore entità. Comunque, quindi in questo momento sappiamo solo, conosciamo il contenuto del decreto di rimodulazione del PNR con il definanziamento sicuramente di tutte le misure legate alla rigenerazione, per giunta destinate appunto alle aree marginali. Poi naturalmente il decreto è detto che sarebbero stati trovati altri fondi o nazionali o comunitari. Allo stato attuale non abbiamo nessuna novità, sappiamo che i fondi dei piani integrati stanno per essere dirottati su misure legate all'efficientamento energetico diciamo per diciamo, le fasce di popolazione meno abbiente delle case, quindi vabbè, c'è un altro che ragionamento. Poi anche lì apriamo un altro, no? Perché voglio dire, la situazione delle case, soprattutto
soprattutto anche quelli degli alloggi apriremmo popolari. un altro Insomma, taglio lì, per cui anche quello è un tutto ancora indefinito e da discutere, almeno dal nostro punto di vista, poi va bene. Per quanto riguarda i fondi comunitari, io mi permetto di essere molto poco ottimista, perché un paio di giorni fa mi è capitato di dare un'occhiata al programma approvato dalla giunta del comune di Catania, stiamo parlando di Catania, legata all'utilizzo dei fondi legato alla FUA, quindi all'area funzionale, dei progetti che erano stati diciamo previsti col PNR non c'è traccia. Poi è chiaro, tutto da rimodulare, da vedere, ma allo stato insomma, attuale che... è questa la io situazione. vorrei chiamare in causa anche l'architetto Leone, perché per un architetto esistono le aree marginali di cui prima insomma, si faceva cenno, e soprattutto questa partecipazione attiva, no? che è fondamentale poi per intervenire in una fase proprio di rigenerazione urbana. La marginalità non è una questione geometrica, per cui non sta solo nel perimetro, ma può stare anche all'interno delle aree. Andiamo invece alla partecipazione. La partecipazione io credo che sia una grande occasione e una necessità, nel senso che per cambiare una città bisogna sentire la necessità del cambiamento, e il cittadino oggi vive nei confronti della politica un rapporto conflittuale. Spesso la politica, l'amministrazione delle nostre città diventa quasi controparte. Invece partecipare alle dinamiche, ma non soltanto ai dibattiti, partecipare ai processi decisionali può essere una grande occasione per far sentire parte della stessa comunità, cioè alimentare un senso di appartenenza che è positivo per il cambiamento. Sì, senso di appartenenza che però lei ovviamente è sempre utile ribadire, ma di fatto poi si concretizza poco nel tessuto urbano che viviamo un po' nella quotidianità. Io le chiedo invece l'esperienza di questo osservatorio urbano, cioè che mi sembra un'esperienza anche molto molto significativa, perché è l'incontro di tante associazioni, di tante persone di provenienze anche e di estrazione totalmente diverse, che però si sono trovate insieme per parlare di un quartiere che doveva essere interessato da questi piani urbani integrati, cioè questa rigenerazione, che è San Berillo Vecchio, che è una, come dire, una ferita sempre aperta in questa città, da quando è stato modificato, da quando c'è stata la deportazione in altre zone della città. Insomma, tutta la storia di San Berillo Vecchio secondo me è emblematica di questa città. Sì, è una storia interrotta, che è poi la storia della città. Catania ha questo carattere aperto, non riesce a chiudersi. Questo osservatorio è nato da un gruppo di cittadini che erano interessati al destino di questa parte della città. I PUI, i progetti urbani integrati per San Berillo, non si riferiscono soltanto al brano che è rimasto del quartiere di San Berillo, famoso soltanto, spesso ricordato solo per il degrado, ma non per le potenzialità che ha a livello di architettura, di tessuto abitato. Ed è nato con un confronto che si è consolidato e c'è stata una convergenza di valori, cioè l'architettura, la trasformazione, la rigenerazione della città non può essere un processo che interessa solo l'edilizia, ma deve essere un progetto sociale che tiene insieme i tre aspetti fondamentali della città, che sono appunto l'urbs, la città fisica, la civitas, la comunità sociale, e infine, ma non ultimo, la politica, che deve fare sintesi con le esigenze di rinnovamento fisico e sociale. Certo. Perché San Berillo è un esempio di lacerazione del tessuto architettonico, ma anche sociale. È rimasta una ferita, come lei giustamente ha detto, ma è anche una grande opportunità, perché uno dei valori della città di Catania, giustamente ci sono tanti processi interrotti,
ma uno dei valori è la permanenza di una presenza di quartieri popolari all'interno della città. Questo è un elemento qualificante su cui bisogna mettere l'accento, cioè bisogna stare attenti a non cedere alle tentazioni di confondere la rigenerazione con un rinnovamento, come radere al suolo e ricostruire. L'errore l'abbiamo già fatto in Corso Martiri della Libertà, è bene non ripetere. Giusy Milazzo, però veniamo poi al concreto della nostra realtà. Se non ci sono o comunque vengono decurtati i fondi, non si possono realizzare tutti questi progetti. E come sono stati fatti? Soprattutto si è tenuto conto delle istanze di tante richieste delle associazioni, dei cittadini. Insomma, l'osservatorio, bellissima esperienza, ma ci sono tantissime altre realtà che si impegnano anche, no? Sì, Vogliono anche avere voce. Certo, Catania da questo punto di vista è una città molto interessante perché un movimento c'è nei quartieri, c'è il Librino, c'è all'Antico Corso, c'è alla Civita e l'osservatorio è un bel progetto, crescerà, tra l'altro si pensava anche di mettere in collegamento tutto quello che si sta muovendo. I progetti del PUI, perché il PUI è unico, però è unico per sì, molto all'interno. Allora, avremmo potuto sperare di avere un progetto unico che intervenisse in una zona in maniera massiccia. Non è stato così perché è un progetto un po' raffazzonato. E quindi va bene, poi interessa una serie di quartieri, ma da un lato i progetti sono venuti fuori da stimoli proprio legati al lavoro delle associazioni. Dall'altro, nel momento in cui è stato messo a punto e inviato al Ministero degli Interni, non è stato proseguito il confronto con le associazioni. Né a San Berillo, non c'era l'osservatorio, ma c'erano altre associazioni che nel quartiere lavoravano, cominciando da Trame ed altro, né a San Berillo né a Librino, tantomeno per quanto riguarda il gruppo, il parco di Montepo, che anche quello interessa una bella zona e dove c'era un bel gruppo, circa 25 associazioni che avevano già avanzato proposte e progetti. Quindi l'amministrazione ha colto, l'input di questo lavorio, l'amministrazione precedente, dopodiché ha presentato progetti che noi abbiamo anche noi come Sunia, assieme anche a tutti gli altri, partecipato a questo confronto un po' tardivo. Certo, molti limiti nei progetti. Penso, qui stiamo parlando di tanti soldi perché il PUI a Catania e Caltagirone, aree limitrofi e comuni valeva circa 180 milioni di euro. Per Catania parliamo di 74-76 milioni di euro, forse mi sbaglio, di qualche lira. Detto questo, stiamo parlando di 30 milioni sul centro di Catania. Giovanni Leone parlava appunto che non si trattava solo di San Berillo Vecchio, delle aree con Termini. San Berillo parliamo di Librino, parliamo di circa 23 milioni di euro, 15 milioni di euro su Montepo. Quindi avremmo sperato altro, avremmo sperato anche un'integrazione di interventi urbanistici, edilizi, ma anche sociali, perché se sono aree marginali fuori e dentro la città hanno bisogno non solo Non è stato così, nonostante tutta la sfida del confronto è stata accettata con qualche piccolo riscontro, soprattutto sul Librino, Librino, sì, scusate, siccome sbaglio sempre con San Berillo, Librino, dove da un lato alcune proposte dell'associazione dei briganti sembravano essere state accolte, dall'altro però c'è questa gravissima storia, questo vulnus enorme della ristrutturazione della scuola Brancati. Sì, infatti che è diventato un po' l'oggetto del contendere, credo. Ma o comunque, sì, ne abbiamo parlato, perché è paradossale che abbiamo una grandissima scuola con
palestra, impianti sportivi del tutto abbandonata e distrutta, su cui si sperava, le associazioni di Librino, Certo. ma la città tutta, che si potesse finalmente intervenire. Questo avevano chiesto i comitati. In realtà abbiamo capito nel corso del confronto che i fondi erano stati ridotti e dirottati per una palestra alla scuola Brancati, quella funzionante e nuova. E c'è di più, per cui sarebbe utile che questo confronto fosse, ha ragione l'architetto Leone quando dice che non si tratta solo di intervenire sul merito, diciamo sulle proposte attuali ora, ma di aprire un ragionamento sulla città. Ma questo ragionamento sulla città va, secondo me, preceduto da parte dell'amministrazione con una chiarezza dei fondi e dei finanziamenti. Infatti, perché noi abbiamo capito, per una serie di coincidenze, che sulla Brancati si stanno avviando dei lavori per la palestra, ma con i fondi del Pommetro 2014-2020. Quindi bisogna mettersi anche d'accordo con... Anzi, tra l'altro, a questo proposito c'è un nostro telespettatore che proprio rimarca questa situazione, dice: si parla sempre di stanziamenti, purtroppo al momento dell'utilizzo di queste somme si parla troppo, intanto di denaro, il denaro sparisce e quindi si rischia poi, no, di fare tante parole però poi che non vengono rifinanziare interventi finanziati, insomma, quindi e anche questo non funziona infatti così. Anche questo è paradossale. Architetto, allora come si esce da questa situazione secondo lei, e soprattutto c'è un progetto preciso che voi avete presentato per San Berillo? Innanzitutto quello che c'è una grande carenza di cultura, c'è una carenza sul piano della cultura del progetto. Il progetto è un processo che si avvia e va avanti dopo la costruzione con la fruizione degli spazi, mentre oggi ci sono delle accelerazioni improvvise, poi degli stop prolungati e poi di nuovo arrivano dei finanziamenti. Invece bisognerebbe dare continuità a questo lavoro che è di vigilanza e di anche proposta e di elaborazione. Per questo il nostro gruppo si chiama Osservatorio Urbano, quindi la vigilanza, ma anche laboratorio politico, nel senso di polis, per elaborare delle proposte. Le proposte che sono state elaborate in particolare per San Berillo, molte di queste sono inadeguate, nel senso che si riferiscono a lavori di finitura come il rifacimento stradale, l'illuminazione e l'arredo urbano, che sono troppo, anticipate rispetto a un processo di rinnovamento del quartiere che è necessario. Se facciamo prima le strade, l'illuminazione, l'attacchiamo a dei ruderi, domani appena cominciamo a recuperare quei ruderi, tutto quello che abbiamo speso viene vanificato. Quindi c'è una sorta di discrasia, no? Fra quello che poi di fatto di cui c'è realmente bisogno e quello che poi dovrebbe essere realizzato. Sì, è come arredare una casa prima di fare il tetto. Appunto, se arriva la pioggia e il tempo, buttiamo via tutto. Certo. A parte questo, però, cerchiamo di recuperare uno spirito costruttivo. Il nostro gruppo è un gruppo composto da associazioni, parrocchia, singoli cittadini, e non è un gruppo di opposizione politica, è un gruppo civico di coscienza critica, per cui diamo un nostro contributo di riflessione affinché le cose vengano fatte e vengano fatte bene. Spesso si parla delle associazioni civiche come il partito del non fare. No, noi apparteniamo al partito del fare, ma del fare bene. Certo, infatti per questo oggi vi abbiamo anche chiamato e sentito lei il portavoce, di questo osservatorio, e proprio per questo, perché noi vogliamo capire in città cosa sta accadendo, cioè quali sono le istanze poi dei cittadini e delle persone che vogliono proporre cose concrete all'amministrazione. Noi ci dobbiamo... Faccia un esempio e poi andiamo in pubblicità, perché l'abbiamo tassato. È stato previsto un urban center. L'urban center è una struttura che hanno richiesto gli ordini professionali, i professionisti e tutti coloro che sono interessati, perché è importante, è il centro in cui si può accumulare un patrimonio di idee, di riflessioni, di progetti urbani.
il luogo in cui viene insediato è un piccolo edificio con dei piani con uffici e il piano terra con un urban center. Allora, a noi pare che l'urban center sia una struttura importante, ma che la collocazione a San Marino sia sbagliata. Quel fabbricato, quell'edificio potrebbe essere destinato a servizi di quartiere, a servizi che aiutino gli abitanti a vivere il quartiere, mentre una struttura come l'Urban Center sarebbe meglio collocata in un posto come Librino, che non è un quartiere, è una parte importante della città, che la città deve cominciare a frequentare regolarmente. Quindi l'Urban Center attrae professionisti e cittadini interessati. È giusto che nasca laddove c'è una città in espansione. Sì, infatti, assolutamente, è così. Noi ci fermiamo solo per qualche minuto, ritorniamo subito poi in studio. Dunque stiamo parlando di progetti per Catania, quello che viene dalle associazioni, no? Partecipazione attiva, dicevamo. Ma questa partecipazione attiva, quindi non lasciarsi abbattere con tutte le novità che ci sono, mancanza di risorse o comunque modificazioni nella quantità poi di somme da spendere. Però nello stesso tempo bisogna andare avanti e bisogna essere anche sempre più propositivi, no? Sì, io credo che, come dicevo prima, ma appunto poi lo diceva anche l'architetto Leone, che ci sia un bel movimento a Catania da questo punto di vista. Purtroppo, per cui penso a tutto il lavoro che ha fatto per esempio il Comitato per il Parco di Montepo. È 2 anni che lavora, quindi a prescindere dai fondi del PNRR, tecnici, esperti, persone che abitano nel quartiere, era venuta fuori una proposta magnifica, si parlava dell'Acquicella, del riportare questo fiume, insomma è un progetto molto interessante. E allora cosa è accaduto però? È accaduto che il progetto presentato sulla base di questi input è veramente un po' risibile, perché esattamente è successo la stessa cosa di cui parlava Giovanni Leone rispetto alla pavimentazione colorata di San Berillo. Qui si tratta un po' di abbellire, mettere i giochi dei bambini, qualche pianta, voglio dire, a parte che parliamo di 15 milioni di euro, ma si snatura il senso del parco territoriale legato al fiume Acquicella, che aveva l'obiettivo di ricucire i quartieri. Okay. Allora il discorso qual è? Propositivi, ma ragioniamo e con estrema franchezza e soprattutto chiarezza. Si vede che fondi ci sono, cosa si può fare, qual è il senso, a Montepo il problema dei rifiuti, voglio dire, allora non ha senso parlare un po' parlarsi addosso. Certo, assolutamente. Idem a Librino, il Comitato Librino Attivo vive questo suo impegno, diciamo, civico da più di 15 anni, proposte infinite, dossier infiniti, incontri infiniti, le risposte molto parziali e complessivamente deludenti. Quindi chiamiamo in causa l'amministrazione a questo punto? Sì, certo, perché poi è l'amministrazione che redige i progetti, no? Io credo che alla città e ai comitati piacerebbe, ma anche, questo potrei dirlo anche come Sunia, noi siamo interessati alle dinamiche del territorio e al miglioramento delle condizioni complessive. Io penso al tema dell'abitare, della manutenzione degli immobili, che sono per i quartieri marginali una cosa fondamentale, la qualità della vita. Certo, assolutamente. Abbiamo bisogno di risposte più chiare, ma anche più precise, che rispettino l'impegno. Architetto Leone, lei cosa si aspetta invece in questa interlocuzione con le istituzioni? Mi auguro che si apra una fase di reale confronto, di reale partecipazione. La partecipazione è imposta dal PNRR, dall'Europa, ma spesso diventa una comunicazione unidirezionale. L'amministrazione che comunica ai cittadini cosa intende fare. Questa è informazione, non è partecipazione. Partecipazione vuol dire
confronto vuol dire trovare una quadra, fare sintesi tra quelle che sono le osservazioni, una mediazione ragionevole in cui ciascuno rinuncia a una quota delle proprie aspettative a vantaggio del bene comune della proposta complessiva. C'è stato un problema e ora non bisogna fare i formalisti. Il PNRR costituisce una grande opportunità perché sono risorse importanti, ma non dobbiamo spendere forza, cioè dobbiamo spendere bene perché devono essere investimenti e creare ricchezza, creare lavoro, andare ad attenuare i problemi e lavorare per l'inclusione e la coesione sociale. Non sono soldi che dobbiamo spendere a tutti i costi. Allora, i progettisti di questi interventi non sono catanesi, non conoscono Catania e in 2 mesi sono passati dalla appunto non conoscenza a dei progetti esecutivi. Ma non è importante, il tempo è breve e io da architetto è molto difficile riuscire a fare qualcosa del genere, finire che copia e incolla da altri progetti, ma non è questo il tema. Possiamo migliorare. Se l'amministrazione e la politica si dimostra disponibile ad ascoltare le osservazioni e a procedere insieme, io credo che questa sia una bella cosa e una grande opportunità. Ecco, una grande opportunità soprattutto per Catania, per chi ci abita, per chi vive, insomma anche per chi si impegna in prima persona, e voi lo fate come associazioni, come sindacati, insomma il nostro tempo purtroppo è finito, continueremo a parlarne perché vogliamo sentire altre voci di altri cittadini che chiedono che appunto la città diventi più vivibile da tutti i punti di vista. E con questo ringrazio Giusy Milazzo del Sunia e anche l'architetto Leone. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio. Grazie a voi.